Sarà un anniversario speciale. Eh sì, perché il Veneto festeggerà doppiamente l'anno passato dal referendum per l'autonomia. Prima del 22 ottobre ci sarà il timbro del governo sull'accordo. Lo ha detto il ministro Erika Stefani, titolare degli affari regionali, smentendo con le parole i rumors di possibili dissapori nel governo su questo tema. Dal Veneto era arrivato il segnale più forte, con milioni di cittadini alle urne, e al Veneto il governo darà la prima risposta. Poi toccherà a Lombardia ed Emilia-Romagna. In coda ci sono anche Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Il consenso popolare che è stato espresso in Veneto è una delle più grandi forze che sono state, che si sono manifestate. Non ci sarebbero state quelle richieste di autonomia se non fosse partito il Veneto e se non avesse avuto quel consenso, quello che abbiamo ottenuto alle urne l'anno scorso. Per cui la forza della domanda del Veneto è una forza che è supportata dalla richiesta della gente. A chi dice che il referendum è stato inutile, io rispondo che non si sarebbe parlato di regionalismo differenziato se non si fosse fatto quel referendum. Tra 50 giorni, più o meno, il Veneto dovrebbe avere l'accordo nel cassetto del governatore Zaia. E proprio il presidente della regione in questi giorni ha ripetuto più volte di attendere solo il via libera da Roma sulle 23 materie. Anche questa settimana sono in programma confronti tecnici fra i vari ministeri coinvolti, poi, se son rose, fioriranno. Stiamo esplodendo le singole competenze e strutturando quella che è l'intesa. Quello che io mi propongo è di giungere entro la data ovviamente dell'anniversario di uno storico referendum che è quello del Veneto e di portare in Consiglio dei Ministri la intesa Stato-Regioni sull'autonomia del Veneto.